Amici bellini, ma siamo live. No, perché io mi sono intromesso. Saverio Solido, mi sono intromesso in questa cosa. Lui non l'ha detto che sarebbe andato live, è una sorpresa, è una sorpresa. Ma perché è arrivato il momento, ragazzi. Per voi che vedrete questo video in ritardo, perché magari YouTube non vi ha mandato la notifica, vi invito, quando vi iscrivete al canale, là così, cliccate campanella, attiva tutte le notifiche, così evidentemente non ve le perdete. The Little Rabbit, lui è già qui. Ferdinando, Ferdinando, buonasera. Ragazzi, mano a mano che entrate, come siete belli, già lo state facendo tranquillamente, lasciate il mi piace al volo. Così mentre si lascia il mi piace al volo, cresciamo. The Plier, Giancarlo Pacelli, Gennaro Corvino, Giovanni Capasso, Francesco Carbone, KTM, Domenico Guida, Manuel Levitian, amico Bellino, buonasera. Massi, Lino Bailo, che bello, ci siamo acchiappati. Lino, Mariano De Maio, ragazzi, buonasera. E Baby Fox non poteva mancare, ovviamente Walter Russo, siete già tantissimi. Che bello, che bello. Midget Branch, ragazzi, alcuni di voi, io poi cerco di ricordare la mia memoria, non è che... Però alcuni di voi non mi ricordo tanti commenti, ma non significa che non siate bellini, vi vedo, vi vedo. Allora, sommo sacerdote, è un ottimo orario, ma neanche io sapevo di questa live, Manuel 88, è stata un'improvvisata di Saverio Solido, perché volevo fare il video sull'Atalanta e mentre ho pensato, vabbè adesso faccio il video, lo posto, devo fare l'editing, ho detto ma sai che c'è di nuovo, io preparo le schede, e vedete le schede? Preparo le schede e ce ne parliamo tra di noi, così mi date anche degli spunti, perché non è che me la canto e me la suono da solo. Molto spesso abbiamo dimostrato su questo canale che i vostri spunti sono addirittura più pregnanti dei miei, quindi va bene così. Buonasera Nando da Londra. Alfanta o Zapata e Osimen, ne posso mettere uno solo. Aiuto, Giovanni, questa è una roba che non... Allora, io ho sempre messo, quando facevo il fantacalcio, ho sempre messo i giocatori contro di me. Cioè io nel caso tuo metterei Zapata perché se segna ti intossichi come tifoso, però almeno al fantacalcio c'hai un vantaggio. Faccio sempre al contrario, no? Se Osimhen fa triplette ci rimani male per il fantacalcio, però sei contento come tifoso. Anche con te dobbiamo fare le donazioni per essere eletti? No, Levitan, lo sai benissimo, io cerco di leggere tutti, ovviamente più ne siamo e più è difficile, ma nel caso tuo specifico il nome tuo esce verde perché sei abbonato, quindi non c'è problema. Buonasera a tutti, il Napoli superiore a Fantacalcio, ovviamente, la Dinamo Calabria, hai visto l'Italia, no Insigne no parti. Mariano, questa è una bellissima considerazione, io non seguo molto la nazionale, devo dire la verità, mea culpa, però, sai, puoi mettere la chat lenta. Ah, hai ragione. Sai che vorrei... Non l'ho mai provato. Come si fa? Devo scriverlo, fammi vedere. Apri una chat, attiva, disattiva. Ma vabbè, io diciamo che cercherò di leggere tutti. Poi mi devo studiare questo fatto della chat lenta. Mm. Allora, ragazzi, ho sentito Narcos, Campania, scuole chiuse, ragazzi, io sono costernato, io chiaramente mi arrivano le notizie da New York, mi arrivano le notizie dell'Italia e si pare che ci sia un altro, una sorta di mini lockdown in vista. E questo mi fa pure pensare a livello calcistico, se fanno un lockdown vero e proprio, adesso non è ancora il caso, ma altro che ASL e partire, non partire, si ferma tutto. Speriamo di no. Comunque, vorrei chiudere una volta e per tutte la questione protocolli, la questione della sentenza. Ho detto la mia, ho spiegato bene la situazione con molta calma, senza che tutti qua pagliacci, furbastri, non ci interessa, noi con molta calma abbiamo letto, abbiamo sbobbinato, abbiamo detto quello che ci è sembrato. Mo qualcuno può dire sono d'accordo, non sono d'accordo. Essendo una prima sentenza che poi può essere impugnata, è ovvio che qualcuno può essere d'accordo o meno. Non è ancora una sentenza definitiva, questo è il fulcro, che dice anche Luca Marelli, il famoso ex arbitro, che quando parla non parla mai perché è tifoso di uno o dell'altro, anche nella questione rigori fa sempre giurisprudenza lui perché dice le cose che pensa da ex arbitro generalmente obiettivo, a volte non sono d'accordo,
ma nel caso specifico lui ha ripetuto le cose che abbiamo detto nell'altro video. A few minutes post link. Ok, allora facciamo questa cosa al volo. Posto il link. Come si fa? Fatemi vedere perché io non sono molto pratico di queste live per postare il link. Condividi, esatto, c'è la cosa condividi e quindi io posso copiare questo link qua e condividerlo sul mio Twitter, che pure è Valerio Fluido. Voi se mi seguite su Instagram, comunque è Valerio Fluido anche su Twitter e anche su Facebook e su tutta la compagnia bella. Se vado su Twitter dico per esempio, adesso magari si rallenta tutto, però voi mi perdonerete, è per essere più meglio, più bello parim, ma non dobbiamo essere più di 7 perché altrimenti le quarantene scattano automatiche. Live tattica. Facciamo così, vediamo. Hashtag Napoli Atalanta. Ok, vediamo. Lo twitto e vediamo se succede qualcosa di diverso. Allora, ragazzi. Gerbilla, ti ho visto, Marilena, buonasera, Forza Napoli, Chris, Patatine e Valerio Fluido, bellissimo questa cosa qua. Allora, tutti gli youtuber ormai sono esperti di protocollo, veramente lasciamo perdere e vi faccio vedere la prima scheda dove si fa un'ipotesi, mi sposto un pochino, c'ho il microfono vicino a Sportiello, ma non ha importanza, sapete che è Sportiello perché Gollini dovrebbe essere ancora infortunato e questa più o meno è l'Atalanta che ci aspettiamo, ci sono ancora dei dubbi, qualche sito portava Muriel in panchina e Malinowski, come si chiama? Malinowski in attacco. I due centrali dovrebbero essere confermati, Freuler e Deron. Confermate le fasce con Atebor e Gosen, li conosciamo bene, vanno, è come se vanno, però lasciano un po' scoperti, però vanno e cambiano. Loro giocano tutto su questo, attirano tutta la squadra avversaria su una fascia e poi cambio fascia da un terzino all'altro e là devi essere attento con le preventive e non devi mai lasciarti scoperto facendo scendere per esempio i due terzini. Ecco perché l'idea di Yusai può sembrare interessante sia a destra che a sinistra, perché se avesse recuperato Mario Rui potrebbe anche ipotizzarsi uno Yusai a destra, ma non credo. Buonasera, allora Ramani giocherà in questo Napoli e come ti ha risposto già Salvatore probabilmente in Coppa ci sarà più spazio. Poi ragazzi siamo in una situazione talmente complicata tra infortuni, tra squalifiche, tra positività sintomatiche, secondo me avranno tutti spazio ad un certo punto, non adesso però, perché questa partita è importante, è il primo vero scontro diretto del Napoli, dobbiamo confrontarci con una squadra che continua a essere fortissima. Altro dubbio in difesa, non so se giocherà Romero o mettono Toloi, c'era il dubbio così, e tra di loro questi tre si alternano, non è mai stabilito bene chi è il centrale, Palomino a volte gioca centrale, Jim City, cambia poco perché tutti vanno e giocano tutti a uomo e puntano tutto sulla fisicità. Il fulcro è sempre Gomez che io ho messo là dietro non perché lui parta regista di centrocampo, ma da trequartista abbiamo visto che scende moltissimo, si viene addirittura a prendere palla dove l'ho messo e allora dobbiamo stare attenti. Ed ecco che Lino Bailo e tu cominci così e allora qua andiamo subito in difficoltà, ma tu sei troppo un top player, fammi subito fare questa cosa qua perché se non si ferma la chat non posso fare lo screenshot fatto e bisogna ringraziare l'amico Lino Bailo subito. Lino Bailo si è comprato magliette, tazze, bicchieri, si è comprato di tutto. Lino Bailo, va bene così, grazie mille amico mio. Lo mettiamo qua sotto. Line, allora dimmi tu, subito, hai preso la parola. Sentite i rumori, sentite i clacson. Non smette. Qualcuno deve essere morto sul clacson. Sentite? No, perché non sono pazzo io. Il nominativo su Twitter è sempre Valerio Fluido, caro Elpidio. Lorenzo per la panchina non credo, Massi, non credo che Insigne stia recuperando, cioè sta facendo un recupero più veloce del previsto a quanto ho letto, però non credo si rischi in panchina, non c'è bisogno. Non vedevo l'ora di parlare di tattica, Alessa, mamma mia, pure hai proprio ragione. Ciao Roberto Salatiello.
Allora, ma tu sei pazzo, parli di tattica con tutto sto teatrino. Sì, 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 al folla, al folla. Ah, comunque al folla ringrazio te come ringrazio Brewer e tutti gli altri che con una santa pazienza sul video precedente vi siete messi a spiegare a quelli che fanno finta di non capire oppure semplicemente non gli è arrivata la verità alle orecchie e seguono una narrativa. Grazie per aver spiegato certe cose che io mi sono scocciato di ripetere. Grazie, grazie, grazie a tutti. Di Lorenzo non mi sta piacendo. Ferdinando, no, secondo me è leggermente meno appariscente rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso era l'unico che si salvava in una stagione disastrosa. Secondo me va sempre bene. Secondo me l'Atalanta con la difesa a 3 rischia molto con l'attacco del Napoli, visto che Gosen e De Boer sono molto offensivi. Salvatore Caiazzo è giusto, e io bevo, scusate un attimo. Ah, YouTube non notifica, maledetto, maledetto, maledetto. No, lui parlava di Di Lorenzo, no di Insigne, credo. Comunque nei tempi previsti, 3 settimane, va bene, quindi con il Benevento va bene così. Atalanta anche la Champions martedì, quindi forse tu dici che non giocano tutti e tre, eh? Può essere. Anche se loro pare che non soffrono di stanchezza, ma comunque sposto volontariamente l'Atalanta da questa parte. Li facciamo un po' scomparire, li facciamo proprio scomparire dalla circolazione, vedete? Il Vesuvio con New York, eccetera, eccetera, e facciamo la ipotesi formazione A, che è la codesta, dove io ipotizzo quella che secondo me era anche l'idea di Gattuso, dato, scusatemi, quando bevo un po' di riflussi, che pare questa sia la formazione che Gattuso stava provando nell'ultima rifinitura pre-Juventus. Ed ecco che anche quegli scorsi non volevate partire, avete disdetto l'aereo, anche questo cade perché ci sono i video, video che non sono accessibili a tutti, ma che loro possono presentare in corso, non lo so se l'hanno dato a Repubblica, non lo so. Comunque sia, questa pare sia la formazione che Gattuso stava provando con Fabian e Lobotka, però è anche il caso di dire che si provava Lobotka perché Bakayoko era appena arrivato o forse non era arrivato ancora, insomma era roba di fresco, di fresco sign, come si dice, contratto firmato. Quindi ecco perché si prova Lobotka, si potrebbe ipotizzare la stessa formazione con Bakayoko e molti giornali stanno portando Bakayoko Fabian come coppia centrale. Quello che credo sia sicuro di avere il posto è questo signore qua, Koulibaly. Molto probabile anche Manolas, credo in vantaggio su Maximovic. E se hai Manolas, sposto qua, significa Ospina, sempre per un discorso di fazzoletti, di sfraggima, un discorso di partire da dietro e questa volta ancora di più perché se tu accetti la pressione furiosa dell'Atalanta e te ne esci con 2 passaggi, lanci per Osimhen. Però abbiamo anche altre ipotesi tattiche. Attenzione, adesso ne parliamo. Positivo che la partita non sia stata giocata perché abbiamo avuto il tempo di provare questa formazione nuova. Levitan, sì, anche se non si sa quanto bene si siano potuti allenare tra bolle, isolamenti. Questo è tutto un discorso che purtroppo è giusto anche chiudersi e non far entrare le telecamere perché veramente ne sono successe di ogni. Meglio Bakayoko con Lobo. Con Fabian due lenti e alti non penso. Raffaele, sì, la questione della lentezza l'ho affrontata come sai. Hai anche commentato nel video su Bakayoko. Però io credo che Fabian il posto non lo perde. Perché venendo a mancare anche Zielinski, Gattuso vuole quella qualità che Fabian comunque ti dà. La lentezza è in dubbio, non lo mettiamo in dubbio, però Fabian ha una percentuale di passaggi riusciti e di precisione di passaggi altissima. Altissima. Allora, per tutti quelli che stanno entrando, ragazzi, siete 66 e vedo 27 mi piace, non è possibile, cioè non si può fare, non si può fare assolutamente. Cioè, ma lasciatemi qualche mi piace, così vi do anche la seconda ipotesi di formazione perché non si ferma qua. Ah, ovviamente in attacco ho ipotizzato spostare Lozano a sinistra per farlo stare a suo agio e dare una chance a Politano anche per non farlo deprimere perché nelle prime 2 partite è partito Lozano alla destra e quindi Politano
quell'idea di panchina permanente, potrebbe avere mal di pancia, quindi questa è un'ipotesi e credo che Mertens più di altri, anche più di Osimhen in questo caso, ha la certezza del posto, perché vi metto la seconda formazione, facciamo sparire questa qua, vedete i potenti mezzi ragazzi, i potenti mezzi, ma che te ne fai di Telea? E le varie lavagnette, boom, la nuova formazione. Ah, per voi che vedete questo video magari dopo, mi dovete lasciare scritto nei commenti se volete la formazione A, la B, la C o la D, che ve la scrivete voi e me la dite, voi scrivete formazione e io la trovo. Nella formazione B, l'ipotesi prevede sempre la stessa difesa, non l'ho cambiata in questo caso, prevede Bakayoko ma con Demme. Attenzione, attenzione, io immagino Bakayoko Demme nel senso che sono due che si integrano bene a livello di caratteristiche fisiche e tecnico-tattiche sicuramente, un po' più scattante, un po' più dinamico Demme, più prestante Bakayoko, e guardate chi c'è sulla destra, vedete c'è un Fabian che però con la freccetta può automaticamente trasformare questa formazione nel 4-3-3 liquido di cui abbiamo parlato a inizio stagione e che non è detto che si vede, non si vede, insomma è una formazione che si può giostrare così ed ecco che dal 4-2-3-1 con Mertens sotto punta, se Fabian scala e si passa a 3 a centrocampo perché devi anche confrontarti con un'Atalanta che è aggressiva, quindi magari a 3 potresti essere più coperto, ecco che Mertens può andare in zona Insigne e quindi allargarsi sulla sinistra e Lozano va dall'altra parte ad occupare il suo posto come ala destra. Tutto questo sempre considerando Osimhen, punta centrale, che deve tenere in apprensione quei tre là dietro, deve darci la profondità, deve scappare e deve sfruttare la sua velocità. Andiamo a vedere un pochino di domande. Ah, io farei questa, ma con Fabian a sinistra e Lozano a destra. Ah, quindi DC, tu fai quasi un ritorno al passato perché Fabian a sinistra lo abbiamo visto con Ancelotti e lo abbiamo visto anche bene. Lo abbiamo visto anche bene sulla fascia sinistra. Io ricordo belle partite di Fabian a sinistra. Ovviamente a destra c'è la possibilità del tiro a giro famoso, ma da sinistra fece un tiro a giro contro l'Udinese di destro e la mise comunque nel set. La mia famiglia da parte di mio padre è tutta juventina, guerra in civile in famiglia, mamma mia. Chris Haight, questa è tosta da accettare. Pensa, mio padre nasce milanista perché il Milan, a differenza dell'Inter, l'Inter era la squadra dei Bauscia, di quelli là ricchi. Mio padre invece tifava Milan perché era la squadra dei proletari. E poi arrivò Berlusconi e si cambiò tutto, ma Mario Rui credo sia ancora poco bene, però nella formazione C, ed ecco che io ve la propongo a questo punto, visto che hai citato Mario Rui, facciamo sparire la lavagnetta come al solito, poi avrò un ammasso di immagini dietro alla cinesina, ed ecco la formazione C, questa è la formazione delle sorprese, qualcuna si può beccare, qualcuna no, ecco che compare Meret in porta può presagire in maniera ipotetica a un Maximovic invece di Manolas che ha i piedi un pochino migliori. Confermo Di Lorenzo perché mi sembra, certo, potrebbe giocare Yusai a destra, ma credo che Di Lorenzo comunque ti garantisce anche una certa fisicità e anche una fase difensiva discreta. Ecco che torna Mario Rui se sta bene e a quel punto ci sarebbe la formazione diciamo tipo tra Maximovic e Manolas, c'è solo da scegliere chi sta più in forma. Bakayoko centrale dei tre con Lobotka a mezzala stavolta, perché l'idea mia quale in questo momento è avere Lobotka e Fabian entrambi capaci dopo una prima pressione superata con Maximovic coi piedi un poco meglio di Manolas che dalla palla a Fabian o a Lobotka può partire subito un lancio, ma stavolta non per Osimhen perché non è detto che loro ci lasciano la profondità. I tre dovrebbero in fase di non possesso rimanere bloccati, ma per un Petagna che potrebbe ricevere palla spalle alla porta e far salire le due ali e farle scappare nello spazio, Mertens a sinistra e Lozano a destra, quindi due frecce
che ti possono prendere in profondità laddove l'Atalanta dovrà essere in difficoltà perché la coperta è corta e quindi nel momento in cui i due terzini magari sono troppo in avanti per fare la prima pressione, con un passaggio lungo di Lobotka possiamo andare in porta. Petagna la gira, la fa. Ah, Luigi Della Vecchia, Luigi Della Vecchia, ma allora è un vizio. Quanto sei bello e quanto ti ringrazio. Luigi, 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 Luigi. Boom, top player assoluto. Lui non solo lo fa qua, ma lo fa anche su PayPal. Veramente Luigi non ha limiti. Io non ho veramente. Chi non dona Juventino è scherza, ovviamente, non c'è bisogno. Ma io ti ringrazio e ti metto qua a fianco a Lino. Grazie infinite. Fammi una domanda. Se ne hai e vediamo un pochino. Ragazzi, 4-3-3, poi al 65esimo 4-2-3-1. Ed è anche possibile perché ricordiamo in tutto questo, noi facciamo queste ipotesi A, B, C che poi nei commenti mi farete sapere, ma in tutto questo 5 cambi. Si può cambiare in corsa, ci si può coprire se segni subito, per esempio, cosa che a volte potrebbe essere un segnale sbagliato, no? Se ti copri troppo con l'Atalanta è capace che te lo fanno. Secondo me devi continuare ad aggredire. Però il Napoli è stato ha anche dimostrato di saper tenere con il 4-3-3 con Demme o in questo caso anche Bakayoko. Perché no? Abbiamo vinto una Coppa Italia così, si può fare tranquillamente. Poi al di là delle decisioni arbitrali di cui non voglio ricordare, insomma, l'eccezionalità, ecco, voglio dire eccezionalità. Noi con l'Atalanta non abbiamo fatto una brutta figura l'anno scorso, eh? Cioè, la tanto decantata, anche giustamente, con il Napoli si sono dovuti un pochino chiare la ribretta, si può dire, napoletana. Secondo me Bakayoko gioca, guarda, secondo me no, perché ho ipotizzato nella formazione A Lobotka con Fabian, però tutti i giornali dicono Bakayoko parte quasi sicuramente titolare e allora noi lo ipotizziamo e magari sicuramente ne sanno più di me. Tranne quando io poi telefono i vari Moschella, giornalisti e addetti ai lavori, e là sappiamo le cose su questo canale prima ancora che lo sappiano i giornali, perché quelli là poi competenti ce lo fanno sapere a noi. Secondo me parte col 4-2-3-1 per poi passare al 4-3-3. Vedi, Levitan fa proprio il discorso opposto. Angela, benvenuta. Preferisci più Alan o Bakayoko? Ferdinando, qua mi fai una domanda che mi sento male a risponderti, ma preferisco più Alan come giocatore. Allora, è la dinamicità. Noi Allan, quello là vero, di un paio di anni fa, ce lo ricordiamo, valeva per due. Lo trovavi a tutto campo e con i piedi non era nemmeno troppo male. Oltretutto anche mentalizzato tatticamente che andava a chiudere molto spesso e a riempire l'area di rigore. Ragazzi, l'Allan che lo voleva fare era un giocatore straordinario, era il Gargano con più qualità, veramente un leone, mordere le caviglie a tutto campo, straordinario. Ovviamente era per una perfetta mezzala, messo centrale di un 4-3-3 non è la stessa cosa. L'Allan perfetto l'abbiamo visto con Sarri, con il centrocampo di Hamsik, Jorginho, Allan si integravano alla perfezione, non la vedremo mai più una cosa del genere. Bakayoko ti garantisce quella fisicità e quella la nerezza, diciamo, se mi concedete il termine, che al Napoli è sempre mancata e che invece quest'anno Koulibaly, Bakayoko, Osimhen, finalmente un po' di muscoli anche, no? Una cosa che per esempio l'Inter si è sempre circondata di questi giocatori qua, la stessa Juventus, è importante, quindi se Bakayoko ci dimostra sveltezza di pensiero, perché quella è la mia paura, è semplicemente la poca sveltezza, se ci dimostra quello, ben venga un po' di fisicità e magari vinciamo un contrasto a centrocampo, magari Meret, che vedete qua, può fare un lancio lungo e una seconda palla Bakayoko la prende, piuttosto che i piccolini. Luigi, grazie mille, grazie sempre per il tuo supporto al canale, per l'amicizia. I gotta go back to work. Luigi, ovviamente,
deve fare quello che deve fare perché lui non è in Italia a casa, ma quindi è ancora tempo di lavorare. Allora, andiamo a leggere. Vedo ovviamente che qualcuno sta anche rispondendo, dice che Osimhen doppietta secondo tempo, mamma mia, mamma mia. Quest'anno abbiamo alzato la media altezza, sicuramente Alessandro Dolce, e proprio abbiamo coperto dei buchi, bisogna dire la verità. Alla fine se facciamo un ragionamento sulla rosa, abbiamo sostituito Allan con Bakayoko, cambiano i giochi. Ovviamente tu Allan lo devi sostituire per forza perché aveva smesso di crederci, aveva smesso di impegnarsi. Gattuso l'ha detto tranquillamente. Allora, se hai la testa altrove devi andare. Non abbiamo sostituito Koulibaly ed è stata una grande cosa. Poteva arrivare il terzino, purtroppo non si è fatto. Magari se tutto andasse bene, Gulam recupera e ce lo ritroviamo in rosa. Nel frattempo possiamo gestire con Malqui e Yusai. Non è l'ideale, però si può anche fare. E poi hai aggiunto Osimhen che è un grande acquisto in prospettiva, ma lo ha dimostrato già subito che ti cambia il volto della squadra, è la variante tattica. Hai preso un Petagna che io devo ammettere che sottovalutavo, ma dalle prime battute anche a Castel di Sangro mi è piaciuto molto come si è mosso. Lozano è un nuovo acquisto a tutti gli effetti perché gli abbiamo dato fiducia, perché adesso sta giocando titolare, segna, è frizzantina la gamba di Lozano adesso, quindi va bene. Ramani resta secondo me un ottimo acquisto, uno di quelli che ha giocato meglio l'anno scorso e ce lo ritroveremo sicuramente utile in futuro. Bisogna puntare su Elmas che farà un'ulteriore crescita e speriamo anche Fabio. Ma io Fabian è giovane, eh? Noi ci siamo già abituati, ma Fabian è giovane, c'ha ancora margini di miglioramento. Se arrivava Boca e un buon terzino era un mercato da 10 e Ivalen ha ragione e io non posso che dire che essere d'accordo su questo. Secondo me l'Atalanta non si chiude, giocheranno aggressive come sanno fare, molti scontri e duelli al centrocampo. Fabio, Virgilio sicuramente sì. E sicuramente allora fatemi ritornare con la formazione A. Fatemi, perché qualcuno giustamente sta dicendo non puoi cominciare subito con Baego. Io questa è la formazione, guardate i potenti mezzi, guardate i potenti mezzi. Questa è la formazione A che io avevo ipotizzato e credo che potrebbe essere questa. E mi voglio aspettare una buona prestazione di Politano. Metto gli occhi su Politano perché là 3 contro 3, un ipotetico 3 contro 3, no? Dove uno si deve prendere a Osimhen, uno si deve prendere a Mertens e devono guardare Lozano, un Politano potrebbe risultare interessante, ma lo stesso Lozano può scapparti alle spalle. Ragazzi, è una partita. Come si dice? Io volevo fare l'approfondimento tattico con uno youtuber atalantino che è bravo, un po' troppo innamorato della squadra, però lo capisco, magari la faremo per l'andata, non aveva tempo per fare l'approfondimento tattico, perché questa partita è veramente una tripla. Mentre noi guardiamo la nostra formazione e abbiamo ragione a essere anche fiduciosi, l'Atalanta, tolgo un attimo da mezzo, l'Atalanta che faccio rientrare, ragazzi, questi hanno dimostrato che sono pericolosi, segnano una continuazione, segnano 5-6 gol a partita, ne subiscono anche, ecco che lì il Napoli deve essere coraggioso ad andare, essere convinti dei propri mezzi, perché 6 gol li abbiamo fatti al Genoa, ne puoi fare 3 all'Atalanta, non c'è problema, l'Atalanta non è invulnerabile, però davanti, mamma mia, Zapata segna sempre, fa reparto da solo, fa aspettare, finalizza anche. Lo stesso Muriel ha una media realizzativa altissima rispetto ai minuti che ha giocato l'anno scorso. Tra Floyer e De Roon sono giocatori medi che vanno bene, non rubano l'occhio, però in panchina hanno comunque un Pasalic, hanno anche altra qualità che hanno messo con Lemmers, eccetera, eccetera. Le fasce sono stati migliori del campionato probabilmente. Gomez a tutto campo fa quello che io mi aspetto da Insigne un domani, cioè mettere la qualità al servizio degli altri, non per forza concludere, ma quando Gomez conclude prende sempre la porta, prende sempre la porta. E allora sono solo molto vulnerabili in difesa perché hanno deciso così.
hanno deciso di prendersi dei rischi e sanno che ne fanno uno in più e va bene, e va bene. Però magari, sai, Gollini ha fatto il campionato che doveva fare, magari Sportiello un po' meno sicuro, però comunque affidabile, esperienza. Non lo so, per me l'Atalanta è forte, ma è pure viziata da aiutini. Marat, attenzione, gli aiutini, attenzione. No, non ti do torto, insomma, non ho seguito l'Atalanta bene da poter fare un dossier, però ricordiamo quello che è successo a noi ed è veramente scandaloso. Si dice che Osimhen non gioca titolare ma gioca Mertens, Lozano, Politano. Ah, Cristian Acampa ci dà una notizia praticamente. Mi fa strano, oddio, la conferma di Mertens a prescindere dal titolare sì, me la sono aspettata e l'ho proposta in tutte e tre le formazioni. Mi fa strano non partire con Osimhen, ma posso anche capire mantenersi, diciamo, questa carta per il secondo tempo dove loro potrebbero venir meno e a quel punto Osimhen va al doppio della velocità. Però non lo so, secondo me è meglio farlo partire. Ora non so quello che succederà, ma io lo farei partire titolare da subito, anche per dargli quella fiducia, sai? Vai ragazzo, è già la partita tua, è una partita importante, già la puoi risolvere tu. Duvan, grande rimpianto, sì, però all'epoca non sapevamo avesse questo margine di esplosione, sinceramente. Ci sembrava forte, ma era chiuso da Higuain e voleva andare a giocare titolare. Difficile, col seno di poi, sì, grande rimpianto, è ovvio. Chissà se il Napoli ha fatto anche un tentativo per ricomprarlo, però ha fatto un'esplosione inimmaginabile. Poi a volte è pure l'ambiente, sai? Magari un giocatore che non si trova bene in una piazza va in un'altra piazza con meno pressioni, perché bisogna dirlo, con l'Atalanta meno pressioni. Se loro arrivano settimi quest'anno non è che il tifoso resta deluso. Atalanta ha fatto molto più, un po' il Napoli di Mazzarri, no? Che si faceva più di quello che era previsto fare. Però le pressioni a Napoli poi salgono, noi ci siamo abituati subito bene. Dopo Mazzarri, secondo posto col Milan, e subito questi secondi posti non ci piacciono. Ma allora che stiamo parlando? Diventa un po'. Dovan voleva tornare. Non lo so, però voleva tornare da titolare, non voleva fare più panchina. Come Vinicius, ecco. Vinicius adesso gioca nel Tottenham e questo è anche un grande errore. Alle volte sì, il Napoli non ha, cioè, ha comprato questi giocatori, però non ci ha creduto fino in fondo e quindi sono stati affari a vuoto fondamentalmente. Però non mi riesco a lamentare perché poi il resto dei giocatori, a parte qualcuno tipo Verdi per dire, Verdi è stata una delusione per esempio, ma gli altri hanno funzionato abbastanza bene quando gli hai dato fiducia. Un As non ha avuto grandi, per esempio, opportunità di essere continuo e titolare. Magari se lo facevi giocare titolare poteva diventare il nuovo Iturbe. Ma perché dico il nuovo Iturbe? Per un giocatore che può fare la differenza in una squadra piccola e magari nel Cagliari lo farà, ma poi quando fai il salto di qualità sparisci completamente. È questione a volte anche di personalità, ragazzi, perché arrivati a questi livelli la tecnica di base, a volte anche sopraffina, ce l'hanno tutta. Tutti. E se mettessimo un 4-4-2 con Petagna e Llorente, attenzione, Raffaele scombina le carte in tavola. Guarda, la doppia torre l'abbiamo vista con Llorente e Milik ai tempi di Ancelotti. Meglio la doppia torre che i due piccoletti tipo Insigne Mertens o Insigne Lozano. Abbiamo visto Mertens e Lozano tutte e due prima punta. Eh, eh, quella veramente no. Però la doppia torre funzionò anche. Ma ricordiamo che quello era alla coglio coglio, cioè nel senso una partita andava bene, una partita non andava bene, non si è data mai una continuità, quindi non abbiamo mai la prova del 9, dice con la doppia torre abbiamo fatto 10 partite, è andato tutto benissimo, ne abbiamo fatta una. Quindi per me sempre meglio alternare le caratteristiche dei due in avanti, no? Soprattutto adesso che giochiamo con un sottopunta, ecco Mertens è perfetto dietro Simen, Mertens è perfetto dietro Llorente, Mertens è perfetto anche dietro Zapata, Petagna, Higuain. Mertens è perfetto e se non l'avete visto andatevi a vedere il video sulla storia di Mertens
che ci ho messo tanta passione. Tu partiresti aggressivo tentando di schiacciare l'Atalanta in difesa oppure difendendo e contando sui contropiedi sperando di stancare l'Atalanta per poi cercare di affrontarla nel secondo tempo? Levitan, l'Atalanta non si stanca. Almeno quella che abbiamo visto l'anno scorso non si stancano, anzi sembra che abbiano più energie nel secondo tempo, quindi se abbiamo la palla tenterei di tenerla perché abbiamo la qualità per farlo e quindi non difesa preventiva questa volta. Hai la possibilità di tenere il pallino e di attaccare un pochino più verticale. Attaccherei, perché se li attacchi... Mm. Attenzione, Vincenzo la butta giù triste. Secondo me a Buschiamo siamo depressi. Allora, Vincenzo, la questione è, il Napoli ha dimostrato di essere psicologicamente fragile in passato, ed è vero. Però quelle sono sconfitte di campo, no? Tu stai davanti alla televisione, vedi sul campo l'ingiustizia, tu giocatore non te la spieghi, poi vai a giocare con la Fiorentina, un'espulsione, perdi la testa, sei fragile psicologicamente. Questa è una sconfitta di giurisprudenza, una sconfitta di carte, di cartacce, di puntigli, di cavilli, di protocolli. Non credo che i giocatori, specialmente con Gattuso, daranno troppa importanza a questa sconfitta a tavolino. È troppo presto. Se fosse stato in là col campionato, una sconfitta a tavolino con un Napoli che già sta intorno al secondo, al terzo posto, sì, magari si sarebbero, sai, demoralizzati, eccetera, eccetera. Ma è troppo presto. Io credo che questa squadra, con i nuovi innesti che si vogliono tutti bene, li vedete i sorrisi sulle fotografie nello spogliatoio, Bakayoko e Mertens con Koulibaly che si fanno le foto, Petagna dove sei? Ecco, il gruppo si è rinfrescato, si vede che c'è un nuovo entusiasmo e credo che avranno voglia di dimostrare che questo nuovo gruppo riveduto e corretto sia in grado di fare grandi cose e di essere fondamentalmente la sorpresa del campionato, perché ragazzi, noi abbiamo detto tranquillamente che Juventus favorita sempre per una innumerevole questione e motivi. L'Inter subito dopo, se non pari merito, perché è la famosa prima linea della Formula 1, stanno là per il mercato che hanno fatto, per la qualità sulla carta dei giocatori e della rosa. Poi tocca a noi, voglio dire, siamo noi, il Milan, l'Atalanta, che io ho cercato di mettere come sorpresa negativa, ma finora sono smentito dai fatti perché sono a punteggio pieno. Te la devi giocare con questi qua, con la Roma, con la Lazio e una Fiorentina outsider veramente che però continua a dire una speranza mia che possa perché commisso è italo-americano, mi fa ridere, ma con Iachini non credo che si vada da nessuna parte, non si va da nessuna parte. Oggi ho letto che la squadra con tutto Gattuso e staff non se ne fregano proprio, anzi loro stanno solo con la testa nel campo. Speriamo Raffaele che è proprio esattamente così. Siamo caricati 3-2. L'ipotesi di Angelo Torre e Davide Capi. Secondo me saranno determinanti gli interventi di Koulibaly e Manolas e i movimenti della linea difensiva per evitare guai. Sì, Davide, esatto. Se Koulibaly è tornato quello che noi conosciamo bene, quello dei video di Gerardo Marino per farvi capire 9 minuti di interventi sui top player, interventi puliti, la famosa scivolata che fa lui che sembra che sta in ritardo ma mette il piede e ti blocca tutto, ecco, ci sarà un bellissimo scontro con Zapata, sono scontri leggendari, bisognerebbe mettere un focus, anzi ve lo metto subito, guardate i potenti mezzi, bisognerebbe mettere un focus, una lente di ingrandimento, una lente di ingrandimento sulla sfida tra Zapata e come si chiama? Tra Zapata e Koulibaly. Sono cose belle. Gigetto il matto, l'Atalanta vi sfonna. Ora voglio immaginare che il tuo dialetto sia romano. Gigetto il matto, l'Atalanta vi sfonna oppure ve sfonna. Forse non è romano. Di dove sei? Facci sapere e benvenuto su questo canale. Riguardando la partita in TV registrata, Salvatore Troianello.
Vediamo un pochino. Koulibaly Zapata sconto anche soprattutto di centimetri. If you know what I mean, I know what you mean. Anello, mamma mia. E vabbè, ma là pure ci sono battute sui social tra Bakayoko e chissà se Osimhen è giovane, lasciamolo perdere. Se la devono vedere Bakayoko e Koulibaly là, nello spogliatoio. Death Punch, non so se hai già risposto a domande del genere. Credi che con l'Atalanta sia meglio puntare su un modulo più difensivo? Guarda, rispondevo pochi secondi fa. Io attaccherei, non mi chiuderei a prescindere. Guardinghi, sempre con le preventive, sempre annusando il pericolo, ma non farei, diciamo, il Napoli della Coppa Italia, per intenderci, no? Dove veramente abbiamo fatto difesa e contropiede bene, mentalizzati, anche con uscite pulite, non palla lunga, perché la palla lunga il Napoli non la poteva fare. Invece in questo caso si potrebbe anche ipotizzare, ma non credo. Credo che il nuovo corso di Gattuso sia fatto di un attacco più verticale, che però non deve per forza difendersi. È l'avversario che devi considerare, un avversario che se ti difendi ti fa, secondo me. Poi veramente dipende da come si mette la partita, come il famoso approccio alla gara, ecco, che noi non stiamo considerando. Se l'approccio alla gara è di quelli gagliardi, il Napoli si prende il pallone ed è capace anche di nasconderlo e farli girare un po' a vuoto. Se loro ci affrontano sempre a uomo, ecco che nei triangoli, il famoso 4, nel 4-2-3-1, i due centrali si mettono in verticale e creano il triangolo con i terzini. E lì potresti metterli in mezzo e a quel punto loro avrebbero un giocatore tra virgolette in meno, che è Gomez, che dovrebbe andarsi a prendere il play. Ma se giochi a due hai due play e due possibilità. Se giochi con Fabian e Demme hai due play effettivi, perché Demme fa da Giorginio, diciamo, oltre a essere uno schermo davanti alla difesa. Se giochi con Bakayoko e Fabian diventa un pochino più play pulito e Bakayoko è più quello che ti deve coprire in caso di perdita del pallone. Però, ripeto, su Bakayoko non voglio dare giudizi troppo affrettati, lo voglio vedere in campo con la nostra maglia, gli highlights non bastano, voglio vedere come si comporta, voglio vedere come si integra con i compagni di squadra. Alle volte un giocatore straordinario non si trova nell'ambiente. Ragazzi, un esempio che non ci dobbiamo dimenticare mai: Bergkamp. Nell'Inter un flop assoluto. E quell'Inter non è che fosse scarsa. Un flop assoluto, se ne è dovuto scappare. Va all'Arsenal, diventa il giocatore più importante, più apprezzato della Premier League per anni. L'Arsenal continua a baciarsi come si dice, i gagliardetti di Bergkamp. Quindi hype per la prima di Bakayoko, assolutamente anche io, non vedo l'ora di vederlo. Ciao Nino Falace. Si sa se Gulam sta bene, deve ancora recuperare, a problemi tattici o cosa? Fabio, è una bellissima domanda. Secondo me non garantisce 90 minuti fisicamente. Ed ecco perché entra nel secondo tempo verso il finale contro il Genoa e Gattuso, per dire la verità, lo mette alla sinistra, lo mette in zona insigne. Quindi in quel caso 4-4-2 nel finale contro il Genoa, quindi Gulam diventa non terzino ma diventa centrocampista alla sinistra pura, dove fai meno danni se non sei integralmente fisico, integro, ecco, intendo fisicamente. Quindi secondo me, non avendo i 90 minuti, Gattuso non lo metterà mai, se non recupera fisicamente, titolare, ma può essere uno che ti dà qualità nel secondo tempo, perché comunque il cross di Gulam è sempre il cross di Gulam, ed ecco che può tornare utile anche sotto il punto di vista delle rotazioni, perché no? Poi ci sarà l'Europa League. Mario Rui è morto? No, morto no, non ho capito se effettivamente cosa abbia, però perché notizie non ne sono uscite più, abbiamo parlato solo di protocolli. Osimhen farà gol. Osimhen doveva sbloccarsi con la Juventus, mannaggia. Ma questi comunque sono a strisce, quindi perché no? Perché no? Sì, potrebbe farlo. Mi ha telefonato Uzala, e il video con Uzala intende Gattuso. Mi dice a un certo punto, si apre la porta, entra quel dirigente e mi dice: Rino, ci hanno dato 3-0 e uno di penalty. Gli dico di non rompere il cazzo, chiamami Lobotka. È così che Gattuso, ma perché Gattuso l'ha dimostrato anche l'anno scorso.
Non voglio sentire i giocatori parlare di arbitri, non voglio sentire crearsi alibi e parlare tra di loro, parlare meno, giocare di più a pallone. Questo è quello che Gattuso ha sempre fatto perché lui era così in campo e lo vuole trasmettere. Sotto questo punto di vista è proprio l'opposto di altri allenatori che abbiamo avuto, Sarri, Mazzarri, Chiagnazzari, Conte. Meglio così, veramente meglio così. Devo ancora trovarlo il difetto a Gattuso. Quando lo troverò, ve lo farò sapere perché nessuno è esente, ricordatevi, da difetti e critiche costruttive perché amiamo il Napoli. Però ancora lo devo trovare per ora. Osimhen se segna veramente l'Atalanta dal schifo quasi come la Juventus, scusa la prepotenza. Ma Vincenzo ci sta, si è creata anche questa favola Atalanta che in qualche modo, io sono onesto, ha preso il posto del Napoli, fondamentalmente come outsider negli ultimi anni, perché Napoli si è cementato come grande della Serie A e non essendo più la sorpresa, quelli là che non ti aspetti, una nuova favola deve crescere ed è stata l'Atalanta. Le simpatie di tutta Italia, poi bisogna sempre vederla, la simpatia di tutta Italia, però sicuramente le simpatie delle televisioni che devono trovare una nuova squadra che faccia sogna qualcosa di cui si può parlare, no? E arrivano in Champions, vanno avanti in Champions, era così che è andato. Difetto di Gattuso è troppo calmo. Barat, troppo calmo, non lo so, io credo che lui stia lavorando sul maturare, no? Come allenatore. Però troppo calmo forse hai fatto la battuta, nel senso ci ricordiamo che passaggio del cazzo, cioè abbiamo i microfoni aperti durante le partite senza tifosi, Gattuso si fa sentire. Vabbè, troppo caldo, ecco. Io sogno un cross sicuramente, un colpo di testa di Osimhen che la butta dentro contro quelli là. Angela, se non ci fanno ripetere la partita, noi comunque ne abbiamo due. Abbiamo il ritorno e abbiamo la Supercoppa, ricordiamoci. Secondo te qual è un difetto di Osimen? Osimen è il nome che non mi viene da dire. Questo è sicuramente un difetto. Credo che il difetto possa essere il famoso primo controllo perché è molto. Vosigna sta come un pazzo, sta nervoso in senso buono che vuole subito superare l'avversario e tirare a porta. Ecco, questo potrebbe portarlo a fare degli errori di controllo e magari essere troppo precipitoso. A volte è finito in fuorigioco troppo presto per la voglia di andare là. Deve mantenersi un attimo, però lui ha Mertens vicino proprio per questo che gli deve dire queste cosucce. Deve capire l'inesperienza del campionato italiano, può essere un difetto. Poi, secondo me, su tre tiri, due prende la porta, dipenderà dai portieri. Magari il tiro non sarà la cosa che abbiamo visto di più negli highlights, però c'è la velocità, c'è anche la voglia di fare il dribbling, c'è lo scatto, l'attacco della profondità, ci sono tante cose buone e la giovane età che può portare poi se il ragazzo, ma il ragazzo lo fa perché sta vivendo un sogno già e si impegnerà per sorprenderci tutti, ragazzi. Si è preso la numero 9, non si è preso la numero 15, si è preso la numero 9 e vorrà far gol sicuramente. A noi piacciono così, sempre cazzate. Sì, ma sì, è anche vero perché col leader calmo, il famoso leader calmo Ancelotti, esatto, Marat ovviamente scherzava, lo diciamo. Non va bene, il leader calmo non va bene. Il nostro spogliatoio vuole gente che gli dice quello che deve fare, che si incazzi pure. La notizia che Insigne abbia detto ad Ancelotti dobbiamo fare allenamenti più pesanti. Non lo so se è vera, ma è plausibile che il Napoli non si sa autogestire. Ve la ricordate l'autogestione a scuola? Ecco, chi in autogestione effettivamente si metteva là e studiava? Facciamo autogestione, ma andiamo avanti con il programma. Si fumava, si giocava a pallone in palestre.
E noi siamo un poco come il Napoli. Loro sono il Napoli un po' come noi a scuola al liceo. Autogestione per modo di dire, voglio dire. Osimhen ci servirà per fare spazio ai compagni. Esatto, Evelyn, già questo che ci ha fatto vedere finora. Poi segnerà pure, ma sicuramente è così. A Osimhen manca solo 10 kg di muscoli, dice Mariano. Eh sì, è leggero. Vabbè, potrebbe anche rimanere così, Maria, perché con i muscoli potresti poi appesantirti. Lui attualmente mi ricorda Aspriglia piuttosto che, il famoso piuttosto che, invece che, mi ricorda Aspriglia invece che, oh, piuttosto che l'ho usato bene stavolta, piuttosto che Drogba, no? Più Eto'o che Drogba, cioè un giocatore più scattante e meno fisico. Il giocatore di fisico è Petagna, che grosso, impostato, che non lo sposti mai. E non è che deve partire sul lungo, carbura e parte e non lo prendi più, come per esempio Adriano all'epoca. Ben ci venga. Ragazzi, poi agli amici, voi siete gli amici bellini, però poi ci sono gli amici con cui ho condiviso cose e case. Quegli amici là, amici che mi sono anche venuti a trovare a New York quando si poteva fare. Un bacio a Bencivenga. E come stai? Prima di tutto, che si dice, dove stai tu in questo momento? Facci sapere. Cristiana Campa su Zelio e Elmas sono ancora positivi e non si può itizzare. Oh, ha preso la maglia di Gualota, adesso da solo segna. Non si può ipotizzare perché, per esempio, Boga è durato tipo 50-40 giorni la positività, ad altri giocatori è durata molto meno, quindi non si può sapere. Di nuovo il lockdown. Benci, ma stai a Napoli o stai in Olanda? Fammi sapere, questo sta diventando una cosa privata. Abbiate pazienza. Bakayoko a livello tattico, il miglior centrocampista che abbiamo, Pasquale Rocco. Avevo già esortato il suo acquisto, se non a caso l'ha voluto Gattuso, se entra in sintonia con la squadra sarà un leone. Bene Pasquale, e sicuramente... Ah, sta in Olanda, ok, benissimo. Vabbè, quindi almeno qualche bombolone con lockdown legittimo si può fare. Grazie Nino Falace. Pasquale, per rispondere a te, sì, e sono contentissimo che alla fine Bakayoko abbia seguito proprio Gattuso, nel senso che il Milan lo voleva riprendere a tutti i costi, mentre Bakayoko ha preferito noi. Non so bene la trattativa come è andata, però ottimo, ottimo. Abbiamo una grandissima squadra, ma sono d'accordo. Leviamo l'Atalanta di nuovo, leviamo l'Atalanta da mezzo che oramai abbiamo capito com'è, poi non è che sappiamo bene così, e rimettiamo per esempio la squadra B. Formazione B con ipotesi fantasiosa. Ah, questa è di nuovo l'Atalanta, no, voglio la squadra B, eccola qua, boom. Questa è l'ipotesi, come si chiama? È l'ipotesi fluida. L'ipotesi fluida con il 4-2-3-1 che può diventare automaticamente senza sostituzioni, può diventare 4-3-3 con Fabian che si abbassa, Mertens e Lozano che si incrociano, sempre con Osimhen in attacco e con Bakayoko e Demme centrali che ragazzi mi fanno arrizzare, eh? Devo dire la verità. Voi vi ricordate quando arrivò Demme come arrizzai? Bakayoko e Demme arrizzo due volte. Mi sembra evidente perché abbiamo il giocatore semplice lo adoro, quello che si fa vedere prima ancora del passaggio, il giocatore che detta il passaggio, ecco che la tattica. Ecco che sono i giocatori che ti cambiano, non appariscenti magari, ma come Jorginho ti cambiano la cosa e dimostrano di valerli 60 milioni pagati dal Chelsea. Lo capite? Lo capite? Voi lo capite? Demme e Bakayoko e come si integrano bene. Come si integrano bene, mi piace assai, mi piace assai. Bakayoko lo vedo perfetto insieme a giocatori come Zielinski nel 4-2-3-1, mentre Bakayoko fatica e ipoteticamente anche metronomo, il polacco può inserirsi e dare una mano in difesa a modo suo. Una mano in difesa a Zielinski non saprei, Gabriele, ma sicuramente quello che amo di Zielinski è il velocizzare il gioco per il suo famosissimo, celeberrimo, controllo orientato che fa fuori la prima pressione già col controllo.
allora sì, che se Bakayoko, oltre a fare il frangiflutti, riesce anche a fare il pendolino alla Demme, benissimo, diventa lui il titolarissimo. Salutiamo Dem, salutiamo Lobotka, li mettiamo in Europa lì. Diventa lui il titolarissimo e a fianco Zielinski ancora meglio di Fabian quando Zielinski tornerà. Perché Zielinski velocizza la cosa, non deve fare un controllo, mettersela sul sinistro. Zielinski è completamente ambidestro, l'abbiamo visto. Controllo, colpo di tacco, ha già la faccia verso la porta, è una cosa che adoro di Zielinski. Poi è una questione di continuità, si possono dividere in minutaggio, va benissimo, però mi piace la coppia così com'è. Penso che mi vado a coccare, domani turno di mattina e quindi sveglia alle 4:30, un bacione, buonanotte, non arrizzare troppo. Levitan, grazie mille sempre, buonanotte a voi. In America a che ora inizia la partita? La partita sarà alle 3 in Italia, giusto? Quindi se è alle 3 in Italia è alle 9 di mattina a me, quindi me la guardo con gli occhi ancora di sonno. Non è vero, mi sto svegliando presto proprio per seguire le cose italiane ultimamente. Come il professore Vesuviano, tipo Scontano, mi disse: mi ha fatto esatto. Poi ci sono delle citazioni che possiamo capire in pochi tra di noi, gli altri possono guardare, possono non capire, ma è la bellezza della napoletanità, ragazzi. Io non farei a cambio con niente e nessuno. Ditecene quello che volete. Noi abbiamo, già se parli solamente di Totò ed Edoardo, hai tutta la cultura di cui puoi aver bisogno. Non si passa innanzi. Poi possiamo andare nello specifico del teatro con Viviani, e possiamo andare avanti con gli attori comici, Troisi, eccetera. Ma già con loro due hai coperto tutta la cultura di cui hai bisogno. Poi dopo ci sono le scoperte scientifiche, l'università, l'arte, la musica. Pino Daniele, mi dice Pino Daniele, ditemi uno più innovativo di Pino Daniele negli anni in cui ha cominciato col dialetto. Col dialetto e diventò famoso a livello nazionale. Ditemi voi se si può fare. Ditemi voi se non siamo i migliori. L'ho detto. Di serio Luca, tutto bene? Perché non torni a Napoli? Ferrari, io mi sono trasferito per fare musica. Mo te la dico chiaramente, Ferrari. Se la musica non riprende, io che ci resta a fa' preferisco a questo punto tornarmene a Napoli e faccio lo youtuber a Napoli. No, farò altro. O riprendo a fare musica a Napoli, non lo so. Però sicuramente ha senso stare in America quando l'America è up and running, quando funziona tutto e c'è lavoro perché le strutture sono tante, così, ma se siamo tutti bloccati, sinceramente non lo so, non lo so, dipende veramente, qualche dubbio mi sta venendo. Secondo te partiremo col 4-3-3? No, secondo me si parte col 4-2-3-1. L'ho detto. Secondo te quando finisce? Finisce 50-60? Non lo so. Veramente una di quelle partite che è una tripla, quindi fare un'ipotesi potrebbe anche la famosa partita che tutti si aspettano migliaia di gol e poi finisce 1-1. Non riesco a immaginare uno 0-0, ecco, questo sì. Io rendo mettiamo insieme a Starace a fare i caffè e i balletti, sicuramente. Ma Baca può fare anche la mezzala? Sì, 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 sì. Baca lo può fare specialmente nella formazione C che vi ripresento. Boom! In questo caso ho messo Lobotka, ma Lobotka può tornare al centro e pare, perché non l'ho visto giocare, ma che Bakayoko possa fare anche la mezzala tranquillamente. Ragazzi, a che siamo? Siamo a un'ora di live, è tardi in Italia, io mi devo un attimo andare anche a fare le cose mie, devo registrare della musica. Se non avete niente da fare, seguitemi su tutti i canali, su Twitter Valerio Fluido, su Instagram Valerio Fluido, su fluido.net trovate il mio store, le magliette, roba del genere. Vedete, le magliette sono magiche, non so se vi rendete conto che sono magliette trasparenti. Non so se vi rendete conto il fluido.net cosa significa. Vabbè. Sto a pannello. No, è perché sono un po'. Si è seccata un po' la gola e devo fare altre cose. No, veramente devo andare
La vedo in italiano o in americano? La vedo in italiano, dipende dallo streaming che trovo. Questa è la mia cosa. Lo sai che si stava parlando di Cialanoglu a Napoli per l'anno prossimo, cosa ne pensi? Cialanoglu è un ottimo giocatore, un po' discontinuo per quanto l'ho visto. A quel punto mi prendo Delofeu, sinceramente. Salute a tutti e sempre anti-juventini, Salvatore, non si può fare a meno di essere d'accordo con te. Il Canarone, sì. No, ma più che altro vi ripeto, devo andare a registrare delle cose perché ho un progetto di un video sul canale YouTube slash Valerio Fluido. Ve lo faccio vedere qua. È scritto al contrario. Mannaggia. Voi sapete leggere al contrario. Valerio Fluido. youtube.com slash Valerio Fluido è il canale della musica. Poi c'è il canale youtube.com slash fluido 081 a numero, il canale personale dove parlo dei cazzi miei e tutte le cose. Iscrivetevi, lasciate un like, insomma fate le cose che dovete fare. Voi siete gli amici bellini, io vi voglio bene, seguite tutti, sì, quello che state scrivendo, siete fantastici. In quanti giorni arrivano le maglie se le ordino? Luca, dipende, semplicemente perché alcune magliette vengono prodotte anche in Spagna e quindi sto parlando delle magliette di Fluido.net. Se le magliette che ordini vengono prodotte in Spagna, arrivano più presto. Se invece... Oh Gesù, Lino Bailo, fai pure il finale, fai pure il finalino, il famoso finalino. E allora Lino ti può rispondere sulla maglietta, che lui ha ordinato magliette e tazze. E quindi mettiamo qua, boom di nuovo. Lino Bailo non vuole capire, non vuole sapere niente, non fa manco la domanda, supporta solamente. E quindi Lino ti può rispondere in quanto tempo gli arrivano le magliette. Ogni donazione è un gol. Fantastico. Bepi, un bacio. E al volo vi posso anche far vedere una foto a cui sono molto affezionato perché, boom, guardatelo Lino, con la sua splendida metà che sfoggiano la maglietta fluido.net con la Coppa Italia, con il logo del canale, più la tazza, quella grande, e sono fantastici. E lui ti può dire quanto la maglietta trasparente anche la trovi. Napoli Talk, bello Domenico, anche la trovi sul fluido.net. I potenti mezzi, ragazzi, sono i potenti mezzi. Il trucco va chiesto al famoso Caccamo, effetto Felice Caccamo. La prossima maglietta che faccio, anzi la faccio subito, è con una cravatta verde da green screen, così poi abbiamo il Vesuvio dietro e abbiamo la frittura di pesce. Ok? Grazie a tutti, grazie a tutti veramente per il supporto, per la vostra presenza, che voi non sapete che anche nei periodi di lockdown più feroce, quando io ho fatto certi video che parlavo solamente di cucina, facevo la palestra in casa, non si poteva parlare di calcio, molti di voi mi siete stati vicini e mi avete dato anche la voglia di fare questi video. Ho, veramente ho poco, non ho tutte le parole che vorrei dirvi per ringraziarvi, ma comunque sia, ancora un abbraccio, una live più spesso e siamo tutti contenti, ve lo prometto, faremo più live, spettatori simultanei 51 ancora, vi voglio bene, lasciate i mi piace, i commenti, le cose e mi raccomando, forza Napoli sempre. Al di là dei protocolli, al di là delle vittorie, al di là dei punti di penalizzazione perché ce ne fotte poco, non ci interessa. Non ci interessa niente. A noi il nostro slogan, no, non è, il nostro slogan non è vincere l'unica cosa che conta. Il nostro slogan è al di là del risultato. Il nostro slogan è solo la maglia. Sono questi colori qua. Lo vedete l'azzurro, il blu e il bianco, ecco. Io poi ho fatto la versione mia perché sono un egocentrico fondamentalmente, ma quello che è la verità è che noi ti famo